Eder. Mac. Pallister. GoPro, cancellazioni e buchi neri, perché il caso Resinovic torna a far rumore. La novità che riaccende i riflettori è semplice da dire e pesante da gestire. La scheda di memoria della GoPro utilizzata da Sebastiano Visintin risulta cancellata. Quella stessa GoPro avrebbe ripreso il suo giro in bici sul Carso la mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui Liliana Resinovic scompare. Oggi questo dettaglio entra al centro del dibattito perché tocca direttamente la narrazione dell'alibi e apre una domanda inevitabile. Perché azzerare proprio il supporto che, nelle intenzioni dichiarate, avrebbe dovuto corroborare il racconto? Il punto di partenza. Che cosa significhi scheda cancellata? Cancellata non vuol dire necessariamente distrutta. In ambito forense, una formattazione può eliminare l'indice dei file senza per forza sovrascrivere ogni settore. In alcuni casi, porzioni dei dati sono ancora recuperabili con strumenti specialistici, specie se non sono seguite molte scritture successive. Resta però un fatto: l'utente comune dopo una formattazione non vede più i video. E se i video non si vedono, non si possono usare per verificare con immediatezza la coerenza del tragitto dichiarato con orari, luoghi e incontri. Perché questa assenza pesa sull'alibi? Il racconto di Visintin, noto da tempo, è quello di un'uscita in bicicletta documentata dalla Action Cam. In procedura, una ripresa continua e integra è preziosa. Consente di misurare tempi, verificare soste, riconoscere punti fissi, cartelli, incroci, facciate e, se la camera o gli accessori lo consentono, agganciare dati telemetrici, GPS, velocità. Se però la scheda è stata inizializzata, l'unica cosa che resta è la parola di chi quei video dice di averli girati, e il valore probatorio inevitabilmente si assottiglia. La lettura dei familiari ora è chiaro che nasconde qualcosa. Dalla famiglia di Liliana arriva una valutazione netta. La cancellazione del supporto è interpretata come un atto di reticenza. È una posizione di parte, legittima nell'arena pubblica, ma che, sul piano giudiziario, resta un indizio da pesare in un quadro più ampio, dove contano catena di custodia del dispositivo, tempi della formattazione, eventuali copie, backup, app collegate, tracce su computer e telefono usati per scaricare o sincronizzare i filmati. Eder l'aveva anticipato. Eder McPallister aveva anticipato tutti su un punto cruciale. Non tanto la GoPro come messa in scena, quanto la GoPro come traccia di un tragitto realmente compiuto da Visintin. Secondo Eder, l'anomalia non stava nell'idea del percorso in sé, che poteva essere vero, ma in ciò che il girato poteva mostrare in più: deviazioni, soste, incontri, incroci con orari delicati. In questa chiave la cancellazione assume un significato preciso. Se qualcuno ha eliminato quei file, lo avrebbe fatto perché i video avrebbero mostrato Visintin dove non avrebbe dovuto essere, o peggio, con chi non avrebbe dovuto essere in quella finestra temporale. Questa è una tesi giornalistica e investigativa, non una sentenza, ma oggi risulta rafforzata dal fatto tecnico della memoria azzerata. Le domande tecniche, quelle giuste: quando è stata eseguita l'inizializzazione? Un conto è un'operazione avvenuta a ridosso dei fatti, un altro è a distanza di tempo. 2. Chi aveva la disponibilità materiale della GoPro e della scheda nei periodi chiave? La catena di custodia è fondamentale per capire responsabilità e possibilità di manomissione. 3. Esistono copie altrove: PC domestici, chiavette, hard disk esterni, micro SD di scorta, app di gestione, ad esempio l'app ufficiale, sincronizzazioni automatiche su cloud, cache temporanee. 4. Che modello era la GoPro e qual era la sua configurazione? Non tutti i modelli registrano GPS, l'opzione va anche abilitata. Senza telemetria, resta comunque la riconoscibilità dei luoghi nel video. Sono rimaste scie digitali su altri dispositivi? Anche se un file video sparisce, spesso permangono tracce di contatto, nome file, orari di importazione, miniature in cache, log di trasferimento. La timeline minima di contesto, utile per capire gli incastri. 14 dicembre 2021, scomparsa di Liliana. Visintin dichiara l'uscita in bici sul Carso, ripresa dalla GoPro. 5 gennaio 2022, ritrovamento del corpo di Liliana nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dentro 2 sacchi neri, in una scena che da subito suscita dubbi tra chi ipotizza un suicidio messo in scena e chi parla apertamente di omicidio. Successivi accertamenti. La GoPro e o la scheda entrano, o dovrebbero entrare, nel perimetro degli accertamenti tecnici. La novità è la constatazione che la scheda risulta cancellata.
Gli orari minuti per minuto e l'eventuale data esatta della formattazione sono materia da verbali e relazioni tecniche. Saranno questi a dare il peso reale all'indizio. Che cosa può ancora fare l'indagine? Acquisizioni forensi su PC e smartphone che abbiano interagito con la microSD o con la GoPro, alla ricerca di residui, miniature, log, file fantasma. Recuperi in profondità sulla scheda. Se non vi sono state molte sovrascritture, porzioni dei video possono essere ancora leggibili. Incroci temporali, celle telefoniche, telecamere di zona, scontrini, testimoni, meteo e luce naturale per verificare coerenza del presunto tragitto. Analisi comportamentale. Una cancellazione successiva ai fatti, priva di giustificazioni pratiche, viene valutata come condotta di ostacolo o gestione difensiva del materiale? È una domanda che pesa. Cosa regge e cosa no? Oggi regge l'idea che la GoPro fosse un elemento potenzialmente chiarificatore dell'alibi. Regge la lettura critica proposta da Eder. I video sarebbero stati scomodi non perché falsi, ma perché troppo veri rispetto a spostamenti e incontri. Non regge, finché non escono i dati tecnici, qualunque ricostruzione apodittica su orari al secondo e localizzazioni puntiformi. Servono i file o i loro frammenti, o almeno le scie digitali secondarie. Presunzione di innocenza e peso mediatico. Visintin è indagato, non condannato. La cancellazione di una scheda è un fatto che solleva sospetti, ma da sola non chiude un'indagine. È la somma degli indizi, coerenza dei racconti, compatibilità cronologiche, profili psicologici, dati tecnici recuperati, a costruire o smontare un impianto accusatorio. Allo stesso tempo, nell'opinione pubblica la percezione è chiara. Quando un supporto sparisce o viene azzerato, la fiducia precipita. In sintesi, la scheda della GoPro associata al giro in bici di Visintin risulta cancellata. Per i familiari questo chiarisce una reticenza. Per gli inquirenti è un indizio da pesare. Eder lo aveva anticipato. Il video avrebbe potuto mostrare un tragitto reale e qualcosa di scomodo, un luogo o una compagnia incompatibili con le versioni ufficiali, e proprio per questo sarebbe stato eliminato. La palla, ora, è tutta nelle mani delle analisi forensi. Recuperi, incroci e catena di custodia potranno dire quanto vale davvero questo buco nero nella memoria della GoPro. Sebastiano è attorniato da un gruppo di persone che hanno fatto tutto per lui o che le hanno dato una mano. Nemmeno un genio dell'informatica si fiderebbe a modificare manualmente dei video e poi essere tranquillo mentre la polizia o magari l'FBI analizza tutto ciò, perché naturalmente si può sempre sottovalutare un aspetto ed essere incastrati. E per questo ho sempre detto che i video della GoPro sono stati realmente girati all'orario indicato, perché lì Sebastiano doveva fare credere di essere in giro, che quello fosse un giorno normalissimo, e poi però forse all'interno di queste riprese c'era qualche segmento che indicava un posto che non doveva essere indicato, o in cui Sebastiano diceva qualcosa che non si poteva sentire, o parlava con qualcuno che non doveva essere identificato. E così il 13 giugno 2023, il giorno in cui viene respinta la richiesta di archiviazione, Sebastiano decide che è meglio cancellare tutto. Mi fa estremamente piacere perché dimostra quanto io abbia sempre detto la verità su queste cose che sono successe in quei giorni in cui la Liliana è scomparsa. Molte volte sono stato chiamato in questura, molte volte ho portato la GoPro, loro l'hanno scaricata sul computer, così poi un'altra volta quando sono venuti da me l'hanno portata via, perciò tutti gli esami sono stati fatti sulla GoPro. Parliamo primi tempi, forse nei primi 6 mesi. Io ho aperto sempre la porta a tutti, anche nelle ultime sopralluoghi che sono stati fatti a casa mia, io ho aperto la porta, non ho niente da nascondere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.